A lei, Diana Oxa, non poteva mancare neanche lei in una giornata come questa dedicata a tutte le donne che magari oggi, come dicevamo poc'anzi, scoprono di essere donne. Allora che ben venga l'8 marzo laddove dovesse avere, l'abbiamo detto poco fa, questo significato. Abbiamo qualcuno in linea, pronto? Ma chi è? Ha sbagliato numero. No, stiamo festeggiando qua. Ma scusi, ma festeggiando cosa? Ma sì, l'ho riconosciuto, Iachino, l'ho riconosciuto, ma che c'entra Pepe? Ma che c'entra? Ma che c'è? Ma che wow, che cosa? Wow. Sì, sì, vabbè, ma che... Stiamo festeggiando, siamo ancora qua in Svezia, in clinica. Ma scusate, stiamo festeggiando, oggi c'è la festa perché hanno dimesso uno che ci avevano ingannato e quindi qua quando ti mettono uno si fa la festa. Bello, questo è molto bello, c'è questa sorta di... Bello, questo cameratismo ospedaliero è veramente bello. Non è cameratismo, buttellino si chiama. Insomma, un cameratismo è diventato biondina, sei la fine del mondo. Orazio, vai a legge, Orazio da Calavaggia. Ascolti, lei sta dando un'immagine di questa clinica veramente del mondo, mi crede. Sì, io l'ho capito. Mi ha fatto avere poi la lista delle patologie? In che senso? Cioè le patologie che si possono curare, perché insomma eventualmente faccio un salto. Per qualunque motivo, non ho ingannato, che c'è un pelo dall'occhio. Io ho un po' così di calvizie, ecco, posso venire? Un po' di calvizie. Un momento. Biondina, no, hai che la tignosa che hai curate? Ma non sono tignoso, cioè un po' di alopecia, cioè proprio poco. C'è uno che aveva l'alopecia. Posso venire? Che mai che è una macchina? No, non è un'automobile. Ho una bella automobile. Che macchina c'ha? Ho una macchina giapponese. Una macchina giapponese? Che macchina era, scusi? È un'automobile giapponese, insomma. Una macchina giapponese? Sì. Accettate gente che macchina giapponese. Ma che c'entra, scusi, ma che c'entra? Ha detto solo se non sono pagato con scotch. Vabbè. Come fanno a saperlo, scusatemi? Non so se è diffusa qualche notizia qua. Ma sì, questi sono troppe fughe di notizie. Un attimo, Sandro, portalo un po' di champagne, portalo. Ma in clinica, ma siete impazziti? Ma il champagne qua è fatto con la flebo, però non è che è una cosa guardi che fare. Ma vi fa male, ma chi... No, io con la flebo. Ma scusate, ma chi ve lo... Ma chi ve lo sta somministrando? Ma la smettete, ma vi fa male. C'è tanta infermiera di una che mi fa impazzire. Vabbè, basta adesso, state esagerando, veramente. Ma io ci credo, però, vabbè. Se ci viene a trovare, mi raccomando, se mi ci sono numero tutto le anni, sacca 6 mesi. Ma io volevo venire per un po' d'alopecia, non occorreva. Fare con l'alopecia, ma io non fuori andare io, lei è bella con una cosa buona, una cosa che sa stare a cainza. Orazio, vai a legge. Senta, ma Orazio per che cosa si è fatto ricoverare, scusi? Ora lì che c'è interesse? No, perché io ho il sospetto che voi vi siate inventati delle malattie. L'ho capito, io l'ho capito. Voi vi siete inventati delle patologie per farvi ricoverare e fare i brillanti con le signorine, con le infermiere. Ora domani porto uno che scauda la Torrefelle. Poverino. Tutto rotto. Poverino. Domani farà una festa, perché poi ogni mosso che c'è besto non c'è una festa, capito? Cioè ogni pretesto è buono per festeggiare, a quanto pare. Ma che dice? Ogni stanza c'ha il suo cubo. Nella clinica ogni stanza c'è un cubo, siamo 2 per ogni stanza. Come le caserme. Esatto, e c'è il nuovo cubo che non ho letto, ragazzi. Il cubo è una specie di piattaforma. Ho capito, un palo. No, io non ne capisco tanto, non frequento questi posti, capito? C'è l'infermiera che fa la lappidenze. Cosa fa? La lappidenze. Fantastico. Sì, la lap dance lo so cos'è, l'ho vista in TV, non peraltro. Così di nascere l'occhio fuori, infatti ci fu uno che la può recuperare per congiuntivite. Non avevo dubbi. Cioè lui magari è entrato in clinica per un'altra cosa e invece l'hanno recuperato il reparto oculistico. Cioè mi faccia capire, c'è uno... Il reparto oculistico è una cosa buona, tutti quelli che hanno l'occhio indoppati, che hanno avuto, che ne so, un intervento dall'occhio, per esempio, che hanno la benda, che non possono vedere, sono autorizzati a toccare. Ho capito. Ora io sto sperimentando. Sì.
Come faccio a stoppare tutto il voglio? Non è una bella idea quella che hai avuto lei. Che cosa posso fare? Guardi, che faccio un goccio di allora all'occhio, ma la vuole smettere, ma è impazzito. La buona calambretta che mi arriva direttamente dall'occhio. Ma guardi, io sto cominciando a credere davvero che il gioco valga la candela a questo punto. Certo, perché? Scusi, ma stavo ogni tanto partecipare. L'ho capito. Orazio, a lei c'è un coccierino, Orazio, gli se lo stavano, gli davano che c'erano, Orazio, cianghi, cosa ti passa? Non oso immaginare questa situazione, davvero. Mi creda, però mi è magnezzata che fa un cenino che sta soffrendo, ma paura di fare un cenino. Però mi spiegava che insomma i dottori sono così un po'. I dottori c'è quel fatto là. Ah, quel fatto là. Quale fatto, scusi? Ma mi basta che tiene menso limone, mazzo di potesino sotto lo solo. Sì. Appena si vicino al dottore sì. E vuole toccare, vuole controllare, no? Sì. E esce un limone, io come tiro il limone arruglia. Scusi, ma come mai questa cosa? Il calamara avanti al limone, vede la morte. Ma la vuole smettere, lo vuole smettere. Ma che c'entra il pupo? E soprattutto evita la sghicciata del calamaro. Che è tipica, insomma. Senta, adesso lo devo lasciare perché eravamo in pizzetta, regine e cipolline, va bene? Ma che cosa? Fatto Orazio. Ma le cipolline da quelle parti neanche esistono. Fatto Orazio, il numero uno, certo. Cioè, mi scusi, perché Orazio si è messo a disposizione della cucina? Ma che fa scherzo? Mai a casa, siamo a casa, non lo voglio mai. Io ho questo sospetto, guardi. Orazio, sì. esce l'insalata di riso. Ma che insalata di riso? Tornate a casa, che le vostre compagne vi stanno aspettando. Oggi è la festa della donna. Oggi, tra l'altro, è la festa della donna. Allora facciamo gli auguri a tutte le donne e soprattutto insomma tutte le donne che restano a casa, che non si sono casa. Ma non mi sembra molto corretto. La festa della donna non si festeggia, sai? Ascolti, lo avevo sospettato questa cosa, insomma, perché con i medici a quanto pare soltanto succo di limone e quindi festini soltanto con le donne a quanto pare. Armano, pronto? Scusa un attimo, Armano. Sono arrivati. Yabba, ci sono Yabba. Yabba? Ma proprio loro? Sì, è vero, ma davvero? Questa settimana fanno il concerto quando ne escono i malati. Ma non ci credo. Vero. Cioè stanno lì e bellissimo. Bello. Guardi, allora facciamo così. Scusi, ma i kid degli Yabba, i romascoli, sono toccate da rannola. Forse sì, sa. Perché le femmine non sono troppo belle. Sono belle donne, ma diciamo. Ma che hanno un'età. Esatto, anche loro, anche i maschietti adesso. Ma ora diciamo si impongono la spesa. Ah, davvero, bene. Saluto che ci sono gli Yabba. Allora guardi, proprio perché io sono appassionato degli Yabba, vediamo se riesco a trovare qualche patologia così un paio di giorni. Al massimo può trovare una patofologia. Le patologie non nascono secondo me. E la venga a trovare. Poi veda lei, se vuoi sbagliare, veda lei. Vabbè. Ma no, non una cosa così piccolina, anche una distorsione, una cosa del genere. Una cosa picca, una cosa che non è picca. Lei ha fatto una cosa bene, che sta sabbiato, l'ho detto da radio. No, ma c'è una cosa eclatante. Non so se la chiassa a caso macchina, che poi ci venuto dietro. Ecco. Non mi viene complicato. Buona giornata, buona giornata.